Un'associazione che nasce 25 anni fa come un consorzio. Infatti, su idea del Cavaliere Italo Lazzari, che è stato il primo dei fondatori di questa bellissima associazione, la sua idea era quella di avvicinare le imprese del territorio, avvicinare gli imprenditori del territorio, quale lui è tuttora ed era allora, perché c'era questa volontà da parte sua e da parte di tanti amici, tra cui anche mio padre, di poter ridare in qualche maniera al territorio tutto quello che il territorio aveva dato a noi, tutto quello che il territorio aveva dato a loro, perciò una forma di ringraziamento per fare in modo che si potesse dare qualcosa di nostro a restituire qualcosa di positivo che è stato ricevuto, in particolare per i bambini. In particolare per i bambini perché l'obiettivo principale è quello di aiutare quelli che hanno più bisogno, quelli che soffrono di più, e fin da subito il tema è subito caduto sul tema del bambino, il bambino come il futuro di un territorio, il futuro di un'area, il futuro di una famiglia, e quindi chi più del bambino deve essere tutelato, protetto, aiutato ad avere un trattamento più positivo possibile anche in ambienti in cui ovviamente la positività tende un po' a decadere come l'ospedale. Quindi il primo progetto in collaborazione con l'allora primario della pediatria, dottoressa Silvana Agostini, è stato proprio quello di quest'oasi, dove siamo qui oggi, il costruire uno spazio dove il bambino potesse uscire dalla sua stanza e arrivare in un ambiente, diciamo, scolastico quantomeno, nel senso che magari non assomiglia alla sua abitazione, alla sua stanza, alla sua casetta, però sicuramente assomiglia all'aula dove va a scuola, dove si fa a scuola, perché nell'oasi di pediatria c'è anche un reparto specifico dove vengono gli insegnanti per eventualmente aggiornare quei bambini, quei ragazzini che purtroppo devono stare qui all'interno per periodi maggiori. E quindi questa stanza colorata con le immagini di giochi alle pareti, con dei giochi a disposizione, con i tavoli, con le sedie, con i colori, è una cosa meravigliosa, perché io ogni volta che passo qui e vedo un bambino che entra in questa stanza con l'aria spenta, un po' abbattuta del fatto che è in ospedale, però appena entra qui e vede un altro suo amico o un altro bambino che magari non conosce, gli si accende subito la vita, perché vede che c'è la possibilità di una normalità, vede la possibilità che può giocare, vede la possibilità di un ritorno a quello che sarebbe la sua vita, la sua attività, invece che pensare alle necessità ovviamente della cura. E questa è la più grande soddisfazione che noi abbiamo mai potuto avere in questo senso. La nostra associazione è un ponte attraverso la società civile, tutti quanti noi, e le necessità della pediatria, non solo di quella di Treviso, ma quella dell'intera provincia. Il ponte è una via, è una strada e deve essere visibile. La nostra visibilità c'è attraverso il nostro sito web www.permiofiglio.it, dove all'interno del sito potete conoscerci meglio e potete effettuare anche eventualmente delle donazioni. Ultimamente un amico settantenne ha detto: io compio gli anni, compio 70 anni, faccio una festa, ho tutto, cosa posso fare, cosa mi faccio regalare? E tutto il ricavato donato dai suoi amici alla festa l'ha donato all'Associazione per mio figlio. Sono grandi, piccoli, grandi passi. Il progetto che noi stiamo realizzando oggi della Stanza dei Sogni ha un budget di 110.000 euro. È una cifra importante, ma non per noi, non per voi, non per tutti quelli che hanno voglia di dare un piccolo contributo, perché con un piccolo contributo si raggiungono grandi cifre. L'associazione in questi 25 anni di attività ha raccolto milioni di euro, grazie a voi, grazie a noi, e quindi noi non ci abbattiamo quando vediamo tanti zeri. Cominciamo a lavorare, cominciamo a farci vivi, cominciamo a farci sentire. Per questo progetto faremo presto, e credo la data definitiva sia il 7 di dicembre, un evento al Teatro Comunale di Treviso, dove ci sarà il Coro delle Voci Bianche di Firenze, e ovviamente l'intero ricavato verrà devoluto al progetto della Stanza dei Sogni. La pediatria, oltre ad essere un'eccellenza, per quanto riguarda l'assistenza, offre anche, cerca di offrire sempre di più anche un ambiente più consono possibile all'età pediatrica, l'umanizzazione delle cure. Avere un ambiente di questo tipo è importantissimo, l'epidemiologia
di quelli che sono i ricoveri in età pediatrica si è molto modificata negli ultimi anni. Fortunatamente i ricoveri, diciamo, per malattie infettive acute si è molto ridotto, grazie alle vaccinazioni innanzitutto, d'accordo? Quindi le malattie infettive ci sono, ma diciamo sono in netta riduzione, e noi, ma come tutta la pediatria italiana ma europea, sempre di più abbiamo ricoveri per bambini con malattie complesse, ricoveri anche di tempi lunghi, una settimana, 15 giorni, bambini con malattie croniche, bambini con patologia emato-oncologica, bambini con malattie neuropsichiatriche che nell'ultimo anno sono aumentati moltissimo anche a causa del periodo pandemico, e voi capite che anche e soprattutto per questi bambini e per le loro famiglie, perché nel reparto di pediatria si ricovera il bambino ma con un genitore sempre accanto 24 ore al giorno, avere uno spazio in cui i pazienti e le loro famiglie possono uscire da un ambiente puramente ospedaliero, dalla stanza di degenza, e avere un posto dove giocare, dove fare delle attività e dove seguire la scuola sia molto importante. Qui all'interno della pediatria tutto questo è possibile anche e soprattutto grazie alle associazioni di volontariato. Noi abbiamo dei volontari che vengono ogni giorno a lavorare all'interno dello spazio dell'Oasi per offrire ai nostri bambini giochi, attività, disegni, in primis giocare in corsia, d'accordo? Ma l'associazione che ha sostenuto più fortemente, sia dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista proprio dell'impegno anche progettuale per cercare di migliorare sempre quello che sono l'umanizzazione delle cure all'interno della nostra pediatria, certamente la Onlus per mio figlio, di cui io sono il presidente del comitato scientifico, che in questi 20 anni ormai di attività ha fatto moltissimo, ha costruito quest'Oasi stupenda, ha costruito strutturalmente il pronto soccorso pediatrico, ha permesso di fare un progetto di 3 anni per sostenerci con delle risorse umane che sono importanti quanto quelle strutturali, con un progetto che si chiama Psicologo in Corsia, che finirà quest'anno, permettendo la presenza di un neuropsichiatra infantile e di 2 psicologi all'interno del reparto, che ci ha aiutato molto e che adesso fanno parte del personale della pediatria. E il progetto che stiamo costruendo e che è in via di partenza è quello di costruire, di istituire una stanza dei sogni. Stanza dei sogni perché? Perché questo luogo, costruito a misura di bambino come ambiente, colori, televisioni, musica, offrirà la possibilità di avere tutta quella tecnologia per ridurre al minimo quella che è il dolore e la sofferenza dei bambini che devono purtroppo a volte sottoporsi a manovre invasive, diagnostiche o terapeutiche, soprattutto bambini che lo devono fare in maniera ripetuta perché hanno magari patologie croniche, e questo ambiente permetterà di fare queste manovre in maniera più sicura, meno invasiva e in un ambiente più possibile, a misura di bambino, e quindi per ridurre quell'ansia, quella preoccupazione che oggi sappiamo essere una componente importantissima del dolore.